Italia. Ringrazio le persone che sono venute e che sono riuscite ad avere informazioni, perché anche questo in Veneto è difficile, in particolar modo qua a Vicenza è difficile conoscere quando si parla di Banche Venete, in particolare di Popolare di Vicenza. Io sono Mario Cozzolino, deputato della Repubblica, sono in prima commissione, farò stasera da moderatore anche perché non sono direttamente coinvolto. Avremo qua il senatore Girotto che fa parte della commissione d'inchiesta sulle banche, che fortunatamente è partita, già sta facendo qualcosa, ma poi magari vi racconterà lui meglio le difficoltà che si hanno in queste commissioni d'inchiesta, perché molto dipende dal presidente della commissione. Io passo la parola a Flavio Lorenzin, che è padrone di casa, che farà una breve introduzione. Grazie. Grazie. Buonasera a tutti anche da parte mia, un benvenuto ai nostri relatori e ai organizzatori di questo convegno. Noi di Industria Vicenza abbiamo accettato con piacere la proposta di ospitare questo convegno, perché quello di cui stiamo parlando è un tema molto importante per le nostre imprese, ed è importante anche perché questo ci conforta in una scelta che abbiamo fatto 5 anni fa, perché uno dei primi provvedimenti, diciamo, della mia giunta è stato quello di chiedere ai nostri dirigenti associativi se volevano fare i dirigenti dell'Industria di Vicenza o sedere in CDA di banche, perché è sempre stata una mia convinzione, che ho condiviso comunque con la mia giunta, quella che sedere per un imprenditore, sedere in un CDA di una banca significa avere un conflitto di interessi, perché io, che oltre a essere presidente, qui sono anche amministratore di una società, so che quando gestisco una società, quando sia in un CDA, io devo rispondere a quel CDA, perché quello è il mandato che io sto svolgendo in quel momento lì. Sinceramente questo ci ha permesso di non avere nessuno dei nostri imprenditori coinvolti in questa incresciosa, diciamo, in questa incresciosa situazione. Ci ha permesso di avere anche poche aziende delle nostre pesantemente coinvolte, perché nelle nostre ne sono uscite tutte indenni, però diciamo che sicuramente a me non è mai capitato di girare in questi corridoi e nessuno di noi mi ha mai detto all'amico di fianco: dai, compra le azioni che in CDA ci sono anch'io, che comunque le cose vanno bene e quant'altro, no? Quindi io ritengo che anche questo ci abbia aiutato a rimanere molto ai bordi di questa situazione ed essere oggi liberi di dire: io mi confronto con chiunque voglia parlare del tema banche, perché comunque ne siamo fuori. Se solo l'introduzione, se no io mi ero preparato anche un po' quella che era, diciamo, la nostra visione associativa rispetto al... No, prego. Parliamo, poi dopo magari lasciamo il dibattito. Niente, detto questo vorrei innanzitutto darvi un po' quelli che sono i dati di che cosa è costato alle imprese venete questo problema, perché nei vari dati, tutti i miliardi che sono stati persi, però ben 1 miliardo e 200 milioni circa è stato perso dalle società di capitale. Quindi società che dovranno per forza richiamare queste perdite nei loro bilanci, perché diversamente saranno costrette a dichiarare fallimento. E questo dato chiaramente è solo relativo alle partite IVA. Qui dentro non ci sono le perdite accumulate dai nostri imprenditori, che nella gran parte dei casi gli investimenti di fatto l'hanno fatto personalmente, quindi la cosa da un punto di vista globale per le nostre imprese è sicuramente anche maggiore. Sì? No, questo è l'esposizione delle partite IVA del Veneto rispetto al problema. Sì, Veneto, no, ci mancherebbe. No, è già stesso un grande numero, 1.200 milioni di patrimonio sottratto alle imprese. Le aziende coinvolte, diciamo, nel problema di queste due banche comunque nel complesso sono state 40.000, e anche questo è uno dei grandi problemi. C'è anche il problema che dalle analisi che sono state fatte, che stanno emergendo anche in questi giorni, la gran parte di quelle che sono finite, diciamo, dentro nel crack delle due banche sono micro, piccole e massimo delle imprese, perché senza voler polemizzare nulla, ma
l'abbiamo visto anche da alcune analisi, da alcune situazioni, le grandi a un certo punto non si sa perché ma si sono defilate dalle posizioni e sono stati tirati dentro i piccolini, quelli che di fatto, come e ne conosco anch'io di imprenditori che l'hanno dovuto fare, andavano a chiedere un affidamento e la controparte gli diceva sì, te lo do se mi compri azioni. In questa maniera di fatto la gran parte delle coinvolte sono micro, piccole e medie imprese. Fino ad oggi di fatto abbiamo assistito a due comportamenti, a due situazioni rispetto a quanto è successo. Ci sono stati vari tentativi sul territorio da parte soprattutto per mia conoscenza di Banca Popolare di Vicenza, di chiedere rientro a quelle aziende, anche ad aziende che di fatto si sono trovate prive di capitali e di risorse perché avevano in garanzia, si sono trovate azzerate le valore delle azioni. Ecco, questo fino ad oggi non sono mica riusciti a farlo perché in qualche maniera la cosa diciamo, è stata chiaramente e anche abbastanza facilmente contestata da noi piuttosto che anche da altri diciamo, attori sul territorio ed è andata così. Oggi però con l'ingresso di Banca Intesa i giochi cambieranno radicalmente perché loro di fatto non sono legati a quanto è successo perché entrano nell'uomo e entrano puliti perché qualcuno mi ha detto che era necessario regalare le due banche per €1. Io però da imprenditore so che se qualsiasi altro imprenditore venisse lì e mi dicesse Lorenzini, questa è la mia azienda, io mi tengo tutti i debiti, mi tengo tutti i problemi e ti vendo per €1 con un fattore positivo, quindi know-how, piuttosto che effetti attivi, piuttosto che tutta la parte positiva, alternativa, eccetera, e senza grossi problemi. E non pretenderei nemmeno di essere il salvatore della patria, mentre questi, dal mio punto di vista, pretendono anche di essere i salvatori della patria, no? I salvatori, quelli che non hanno fatto fallire le banche venete, no, le popolari venete hanno fallito, si chiama SGA, se non mi ricordo male, la società, qualcuno la definisce una bad bank, no, non è mica una bad bank, è una società di liquidazione, quindi molto spesso le comunicazioni viaggiano in maniera un po' non particolarmente corrette dal mio punto di vista anche fuorviante, no? Nessuno ha salvato le banche venete, i soldi ce li abbiamo rimessi tutti noi e basta. È chiaro che adesso uno dei problemi che sorgeranno è quello che da 3 banche ne resterà una, comunque Banca Intesa era presente sul territorio, non è che non ci fosse mica, no? Rimarrà una sola banca, quindi a questo punto il merito creditizio verrà rivalutato e riconsiderato per tutte le aziende e il grande problema ci lavoreranno quelle aziende innanzitutto che saranno probabilmente coinvolte in tutte e 3 le situazioni, che probabilmente avranno anche, si saranno viste azzerare il loro patrimonio di azioni che avevano in qualche maniera sottoscritto dall'altra parte e si trovano ad avere una banca Intesa che ha diritto di morte su di loro perché Banca Intesa può decidere liberamente rispetto ai dati che avrà in mano di dire questa azienda la tengo in bonus, ma se non la metti in bonus non è che vai in trattativa o fai niente, la passa a SGA che la mette rientro. Ecco, questo credo sia il punto più diciamo difficile per le nostre imprese, che sono ancora moltissime, perché è anche vero che quelle che sono riuscite si sono spostate su altri istituti di credito, però soprattutto quelle che sono state coinvolte direttamente nel problema bancario, quindi che avevano le azioni contro garanzia o che per vari motivi comunque venivano sostenute da queste banche, perché è anche vero che queste banche hanno sostenuto il nostro territorio per un bel periodo, anche in maniera forse anche oltre quello che sarebbe forse stato lecito, perché il grande tema di avere aziende sane è il tema quello di avere le aziende sane. Le aziende devono essere capitalizzate, devono avere le strutture, il sistema bancario deve essere di supporto, ma non la stampella per le imprese. Comunque queste qui, praticamente nel momento stesso in cui verranno girate la loro sofferenza a SGA, visto che è un'azienda che è deputata solo a liquidare, la farà immediatamente fallire perché lì non esiste nessun sistema di... E questo è una grande preoccupazione, una preoccupazione che
Mi è stato chiesto di riferirli anche da parte, diciamo, degli operatori del nostro consorzio fidi, perché noi comunque come associazione abbiamo anche i consorzi fidi e loro monitorano quotidianamente questo problema e lo vedono nelle pratiche e da gennaio e rinnovi. Presidente, se posso rassicurarla, in Commissione Finanze io ho esposto esattamente quello che lei ha appena riferito, che la SGA non ha licenza bancaria, non può rinegoziare i crediti, quindi una parte di circa 8-9 miliardi di crediti che sono quelli in sofferenze minori, più basse, potrebbero rientrare. SGA non avendo licenza bancaria non può rinegoziare. Il sottosegretario Baretta mi ha ascoltato attentamente, tanto è vero che mi ha risposto dicendo sì, effettivamente è una cosa da tenere in considerazione, per cui la terremo in considerazione e vedremo di risolvere questa maniera. Quindi questo per dire che almeno la politica sa, non può finire di non sapere che c'è il verbale di quanto sto affermando, quindi è una cosa che abbiamo assolutamente puntualizzato. Sì, grazie. Io avevo anche più o meno finito un po' quello che era la mia relazione sullo stato del problema rispetto al sistema economico vicentino, ma anche veneto, perché comunque i numeri sono importanti non solo a Vicenza ma anche nel resto della regione. C'è anche da tenere conto che, e questo lo dico nella fase, diciamo, da quando è scoppiato il problema ad adesso, anche chi ha gestito le due banche in questo periodo veramente ha fatto delle attività dal mio punto di vista discutibili, perché molta parte di quei crediti che lei ha appena citato, no? Che sono sì degli incagli, ma sono degli incagli abbastanza leggeri. Noi sappiamo, e lo so dal consorzio fidi, di quegli incagli normalmente il 60-70% è recuperabile. Mi risulta che sono stati venuti al 20% quei incagli. Forse un attimino più di tranquillità, magari non dico che ci sarebbe stato soldi per qualcuno, probabilmente no, però almeno si sarebbe potuto realizzare qualcosina in più. Grazie a Flavio Renzin. Una parte dei danneggiati, che è una parte dell'industria, dell'attività, il tessuto produttivo del Veneto, in particolare di Vicenza e non solo, perché il popolare di Vicenza era anche nel territorio italiano, quindi non saranno solo le industrie venete, ma però vi ha dato un'idea di quello che è stato questo crack, dobbiamo definirlo così com'è, un fallimento di due banche, anche se si dice, come succede spesso in Italia, si fa la bad bank e la good bank, come è stato fatto un po' come in Italia, non so se vi ricordate, i salvatori della patria. Ecco, io adesso passo la parola a Treno Friso, a Adusbef, quindi gli altri danneggiati delle banche, i risparmiatori del Veneto. Buonasera, ringrazio per l'invito e a nome di Adusbef, di cui rappresento assieme a 3 colleghe la sede di Vicenza. Sono contenta di partecipare a questo dibattito e sono contenta che si continui comunque a parlare, a discutere e a confrontarsi sull'argomento che a mio parere non deve assolutamente essere abbandonato. Immagino che chi è presente oggi qualcuno ne conosco anche, abbia avuto dei problemi con le due banche venete e tuttora li abbia, e ancora si aspetti delle risposte che purtroppo non sono ancora arrivate. Questo lo so perché da 2 anni e mezzo, cioè da marzo del 2015, che gestiamo questo problema. Tantissime sono le persone che hanno bussato alla porta del nostro studio, imprenditori, giovani coppie, anziani, consumatori, tutti accomunati da un unico denominatore, la paura, lo sconforto, la perdita, ma soprattutto la fiducia tradita, in quanto trattasi di persone che avevano da generazioni il conto presso la Banca Popolare di Vicenza o presso Veneto Banca, avevano tutti i loro risparmi investiti in quell'unico titolo che era considerato blindato, una cassaforte, una sicurezza per gli anni della pensione.
Titoli che sono sempre stati garantiti dal personale della banca come garantiti nel capitale, sempre liquidabili, e quindi sia i consumatori ma anche gli imprenditori e tutti coloro che si sono rivolti al nostro studio hanno avuto proprio percezione di questa della fiducia tradita, in quanto erano legati alla loro banca territoriale quasi da un rapporto affettivo, possiamo dire. Infatti una cosa che abbiamo percepito è stata anche una difficoltà da parte dei consumatori ad aggredire, ad attaccare la propria banca. Nei primi mesi del 2015 quindi il nostro studio è stato letteralmente preso d'assalto da mail, telefonate da tutta Italia e anche dall'estero. Persone disperate, affrante, arrabbiate, persone che successivamente si sono anche scremate in quanto timorose di affrontare l'iter giudiziario che noi proponevamo, timorose di mettersi contro la propria banca, ma anche perché sono sorte tantissime associazioni ad hoc, alcune delle quali purtroppo hanno speculato sulla vicenda e hanno strumentalizzato delle notizie, proponendo soluzioni improbabili, quali azioni di classe o azioni collettive, laddove non vi erano i presupposti giuridici per incardinarle. E Adusbef sin da subito ha cercato di non illudere le persone, ma di metterle di fronte a quelle che potevano essere le strade corrette ma anche percorribili. L'azione di classe non era una strada percorribile perché mancavano i requisiti previsti dal nostro ordinamento. La base è sostanzialmente composta da studi legali, sfugge da questa logica di strumentalizzazione, proprio perché noi siamo avvocati, siamo professionisti e quindi non abbiamo mai fatto propaganda, anche perché non abbiamo molto tempo di farla. Nonostante tutte le vittorie che comunque abbiamo ottenuto in oltre 15 anni di lavoro, da Argentina, Fimec, Cirio, Parmalat, derivati, usura, anatocismo, commissione di massimo scoperto. Visto che siamo nella sede anche di Apindustria, ci tengo a dire che abbiamo seguito tantissimi imprenditori in questi anni, li abbiamo tutelati nelle loro pratiche bancarie, ancora adesso li tuteliamo. Imprenditori che sono stati anche costretti ad acquistare azioni della banca per avere dei fidi ad asserite condizioni vantaggiose che dopo non venivano mai di fatto applicate. Sicuramente quello a cui accennava il Presidente Lorenzin è una cosa concreta, noi lo vediamo con i nostri clienti, le difficoltà adesso di gestire l'azienda adesso che è passata Intesa San Paolo. Abbiamo dei clienti che hanno degli scoperti di conto, che hanno delle posizioni anche a sofferenza, che hanno posizioni ad incaglio e purtroppo restano lì, non riusciamo a sbloccarle, sono segnalati in centrale dei rischi e quindi la situazione è davvero grave. I casi che abbiamo trattato sono i più vari, quindi partono dal classico acquisto in azioni fatto a fini di risparmio, per passare attraverso finanziamenti baciati, obbligazioni convertibili in azioni, mancate vendite dove i soci sono stati platealmente scavalcati da altri azionisti. C'è da dire che sin dall'inizio noi avvocati dell'Adusbef abbiamo lavorato veramente tanto, abbiamo fatto tanta fatica e lavorato tanto per chiedere sin da subito la documentazione alle banche, predisporre i reclami, fare le mediazioni, abbiamo incardinato le prime cause e abbiamo combattuto tanto anche solo per avere i documenti, per fare in modo che i clienti non pagassero la documentazione, per avere le risposte ai nostri reclami. Ed
Dai centinaia di contratti che abbiamo esaminato abbiamo rilevato tantissimi vizi, ordini, contratti di negoziazione, preordini mancanti, prospetti informativi mai consegnati, questionari MiFID compilati ad hoc dalla banca per poter vendere titoli illiquidi e complessi a clientela retail laddove non vi erano i presupposti per farlo, e in difetto di informativa sia attiva che passiva. Posso dire che è un peccato aver dovuto interrompere le cause che avevamo instaurato e non aver potuto incardinarne di nuove, perché avevamo trovato tantissimo materiale e sicuramente avremmo potuto avere tanta soddisfazione per i nostri clienti. I primi atti di citazione appunto erano partiti e il 25 giugno è arrivata come un fulmine a ciel sereno, almeno per noi, perché non sapevamo niente, non avevamo avuto nessun tipo di sentore, la notizia della liquidazione cotta amministrativa. Anche per noi avvocati, devo dire, è stato uno shock, però non ci siamo arresi e abbiamo cominciato, tra noi avvocati dell'Adus del Veneto in particolare, a trovarci, a fare riunioni, a confrontarci, e quindi siamo partiti subito con le insinuazioni al passivo per i nostri clienti. Adesso stiamo valutando la possibilità e i presupposti per la costituzione di parte civile nel processo penale che avrà inizio a Roma il 24 di novembre, che vede come soggetto passivo paradossalmente la Banca d'Italia. Concludo lasciandovi uno spunto di riflessione che magari possiamo anche approfondire dopo nel dibattito, ovvero che se la Banca d'Italia verrà alla fine verrà accertato che sarà il soggetto passivo del reato, ciò potrebbe precludere di fatto, in sostanza, un'azione giudiziaria civile contro Banca d'Italia, che non vi nascondo è già al vaglio del nostro studio. Grazie. La vicenda, come avete visto, molto difficile anche dal punto di vista legislativo, perché io sono andato in Commissione Finanze proprio quando è stata decisa, è arrivato quel decreto di liquidazione coatta amministrativa che sembrava praticamente è stata regalata dalle altre due banche intesa, togliendo, insomma, pulendo tutte le negatività che avevano queste due banche. Questo purtroppo l'obiettivo non ha risposto secondo noi nel modo giusto e le conseguenze si vedono. Mi ha ricordato anche un'altra legge che è stata fatta sempre in questa legislatura che riguardava la famosa class action. Non si è seguito il modello americano in cui, diciamo, se un solo risparmiatore, in questo caso qui, veniva truffato e instaurava una causa, venivano coinvolti automaticamente tutti gli altri. In Italia l'hanno fatto al contrario, cioè se tutti si mettono insieme allora parte una class action. Questo è quello che ci inventiamo, o meglio si inventano per poter non far rispondere chi ruba i soldi, in questo caso perché sono stati effettivamente rubati, e ristornare i risparmiatori che in buona fede, come molti sono stati indicati a fare investimenti credendo in una banca legata al territorio storico. Comunque c'era un rapporto di fiducia che è stato rotto. Passo la parola anche all'avvocato Cavallini, scusi, Adus del Veneto, se vuole aggiungere qualcosa. Pare che la collega Friso abbia fatto un'eccellente retrospettiva della situazione che ci siamo trovati ad affrontare fin dall'inizio per poi addirittura arrivare al decreto 25 giugno che in maniera traumatica ha di fatto poi bloccato tutte le possibilità di ristoro e di risarcimento da parte dei risparmiatori. Uso non a caso il termine traumatico perché è stato improvviso, è stato un evento del tutto imprevisto e che ha causato con la liquidazione coatta amministrativa di fatto il blocco e la paralisi di tutta l'attività giudiziaria. Io credo che questo sia un aspetto maggiormente da sottolineare, perché ha colpito una platea indeterminata di soggetti, dal piccolo risparmiatore fino anche ai componenti di AP Industria. Sento che adesso sono in grossa difficoltà. Cioè tutti quanti ci siamo trovati dall'oggi al domani con la giustizia negata, e questo è un aspetto gravissimo,
non possiamo non sottolineare che di fatto oggi il risparmiatore di fronte a questi colossi è privo di tutela, non ne ha. Questo è il dato di partenza che è molto molto grave e che va assolutamente, è un nodo che va assolutamente risolto. Ecco. Non tanto diciamo, a beneficio della categoria degli avvocati, ma a beneficio del piccolo risparmiatore che oggi va in banca, batte i pugni sul tavolo, urla, strepita, magari si trova nelle chat di tutti i colori, tanto lo vediamo anche noi, ma non capita assolutamente nulla, perché al di là dello sfogatoio collettivo poi non c'è la risposta dall'altra parte. Allora, per provare, io sto provando a dare una nota positiva in questo clima, diciamo che è già abbastanza pesante. Cosa stiamo provando a fare? È un tentativo. Quindi non è una soluzione quella che vi sto fornendo, è un tentativo, ci stiamo provando in questi giorni, assieme a molti altri comitati e associazioni che si sono riunite sul territorio, mi guarda male, ma comunque ci stiamo provando, è un tentativo. Dunque, cosa vorremmo provare a proporre? Ci hanno bloccato la possibilità di andarcene in tribunale. Non possiamo più andarci, non possiamo fare la class action, l'abbiamo prima sentito anche dal Presidente. Non possiamo più andare neanche all'arbitro controversie finanziarie, perché dall'oggi al domani si sono inventati che, siccome le due banche erano in liquidazione quota amministrativa, non erano più intermediari finanziari, quindi la CF dice boccio retroattivamente dalla data del 19 luglio tutti i ricorsi che sono stati depositati. Quindi hanno preso il risparmiatore e l'hanno lasciato senza tutela. Questo è. Allora, a questo punto ci siamo guardati un po' tutti quanti e abbiamo detto che forse vale la pena trovare una strada, una soluzione collettiva, no? Che magari anche di carattere politico. Allora abbiamo organizzato una manifestazione di carattere nazionale che abbiamo chiamato 4 ottobre, adesso non so se qualcuno di voi lo conosce o qualcuno di voi ha partecipato. Ci siamo? Sì, ce ne no, allora dopo arrivo. Allora praticamente ci siamo trovati tutti quanti a Roma, c'era anche il Movimento 5 Stelle che adesso noi siamo unificati, assolutamente. E abbiamo fatto il giro di tutte le parrocchie, perché ci siamo ritrovati, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, con il nostro bel tesserino, a fare il giro praticamente di tutti i gruppi parlamentari, e ovviamente anche dei amici del Movimento 5 Stelle che ci hanno sostenuto in questa battaglia, chiedendo che cosa a tutta questa gente. Sentite, non c'avete più non abbiamo più la possibilità di fare nulla. Allora, fate un fondo per vittime da reato. È una cosa che è già stata fatta, tecnicamente fattibile, perché dopo le domande fate un fondo per vittime da reato che consenta attraverso dei criteri di selezione di far accedere queste persone a una possibilità di ristoro. Se no, qui non se ne esce più. Abbiamo 210.000 persone che hanno perso una marea di soldi, si parla di 19,7 miliardi di euro, sono tantissimi. Abbiamo le aziende che sono al collasso, rischiano quasi il fallimento. Ho qui dato una spinta per poterci consentire di risalire, oppure ovviamente il Veneto è in ginocchio da qui ai prossimi 20 anni e non se ne esce più. La prima obiezione che ci è stata mossa da Baretta e amici e compagnia, qual è stata? Sì, noi i soldi ve li daremo anche, però l'Europa non vuole. L'Europa non vuole e dice che praticamente dalle parti della BCE ci tirano le orecchie se facciamo l'aiuto di Stato. Questo è illecito e quindi niente. Però noi abbiamo anche detto, guardate che questo non sarebbe un risarcimento vero e proprio, non sarebbe quindi un aiuto di Stato. È tecnicamente fattibile perché si tratta di un ristoro da mis-selling, perché qui c'è anche la normativa europea sul mis-selling, che è stata anche mi pare applicata, mi pare recente in un caso che è quello dell'MPS. Che cos'è il mis-selling? È praticamente la vendita fraudolenta. Quando la banca riconosce, fondamentalmente sì, è vero, ti ho fregato, tanto per essere molto chiaro. Allora in quel caso, se la banca lo ammette e lo riconosce, è possibile. Allora, quindi il meccanismo tecnico c'è e ci sarebbe. Questa cosa l'abbiamo portata all'attenzione di tutti, abbiamo ottenuto il sostegno e l'appoggio di tutti i vari gruppi parlamentari. Cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando la legge di bilancio, che dovrebbe essere da qui a discussa da qui a breve, dopo che si è parlato della legge elettorale. Noi ci auguriamo e speriamo che nella prossima legge di bilancio
bilancio, venne messo a disposizione dei risparmiatori, tutti, anche piccole e medie imprese, un fondo a cui poter accedere attraverso un meccanismo selettivo che può essere costituito da un arbitrato, da un meccanismo di conciliazione con dei criteri poi di selezione, perché insomma, non è che tutti possano poi domani chiedere questi soldi, questo ristoro. Noi speriamo che questo ultimo tentativo vada in porto, perché ci sembra che sia una delle ultime strade, perché mi pare di aver capito che o le domande di emissione al passivo o le costituzioni varie di parti civili, che sono così, che sono le varie ipotesi che ci sono sul terreno adesso, chissà se sortiranno qualche effetto, chi lo sa. Quindi, per concludere, intanto ringrazio gli amici del Movimento 5 Stelle che erano con noi quel giorno lì, il 4 ottobre, e hanno detto non solo quel giorno lì, e ci hanno sostenuto e ci hanno aiutato, tanto per poi, ovviamente, bisognerà fare una battaglia in Parlamento, perché da qualche parte, in qualche emendamento della piega della legge di bilancio, questo fondo deve trovare spazio. Io mi auguro che questo accada per tutti, per il bene di tutti. Vi ringrazio. I soldi quando si trovano, si parla di banche da 5 anni, i primi sono stati 7 miliardi e mezzo Banca d'Italia, che abbiamo tentato anche lì invano di bloccare, 22 miliardi l'anno scorso per MPS e adesso si vuole effettivamente salvare i risparmiatori, perché se la parte dell'anello debole di questo sistema e anche le piccole industrie, perché parlavo prima del fatto di come questa finanziaria voglia fare cassa, ma diamo anche qualcosa all'industria, non si attinga solo. Passo la parola adesso a Coviello, Giovanni Coviello, Vicenza Più, vi racconterà anche qualche altro retroscena, essendo qua di Vicenza. Intanto buonasera, io ringrazio soprattutto il Movimento 5 Stelle per avermi invitato. Sono pochi invitati in queste situazioni, non da Movimento 5 Stelle, perché ringrazio il Presidente di Industria a cui ho chiesto ospitalità, perché sono associato come editore all'industria, all'industria sono associato come editore perché riconosco a loro quella caratteristica a cui ha accennato prima il Presidente. Hanno fatto una norma per cui era incompatibile ricoprire cariche nell'associazione industriale e in banca, e penso che sia stata una scelta previdente. Ringrazio anche Asus per essere presente. Io conosco personalmente Leonutti e Leonutti, non vorrei sbagliarmi, fu il primo a fare una battaglia specifica anche in tribunale qui a Vicenza, inizia anni 2000, inutile di fare la storia, in cui più volte si oppose a una mediazione dei primi procedimenti nati contro la Banca Popolare di Vicenza e Gianni Solini. Quindi penso che siamo in un ambiente qualificato di libertà, perlomeno poi possiamo condividere alcune situazioni, possiamo non condividere, ma perlomeno una certa onestà intellettuale penso che vada riconosciuta e me ne approprio in parte per quello che mi compete. Io vorrei utilizzare questa serata non tanto per raccontare quello che è successo, perché se uno vuole, lo ha capito. Vorrei dare qualche informazione in più che potrebbe essere utile sia a chi ci ascolta, logicamente. C'è meno gente forse del previsto, perché gli organi di comunicazione penso che abbiano accuratamente non informato sull'esistenza di questo incontro, ma siccome vedo che si è organizzati con uno streaming e noi abbiamo il nostro operatore che registra tutto e poi trasmettiamo, chi vuole potrà sempre vedere, perché si fa informazione anche io vorrei soltanto organizzare alcune cose e dare qualche informazione in più, che può essere, spero che sia utile. Allora, però una piccola cosa la faccio. Sono d'accordo con cercare delle soluzioni, perché se si parla e poi non si trova una soluzione, secondo me però nel momento in cui lei dice, ben fa chiederlo, che venga istituito un fondo per le vittime, se vittima è tutto quel mondo che ha sottoscritto delle azioni con la profilo di risparmiatore e quindi non corrispondente a quelli che sono i profili degli investitori azionari, secondo me vittime sono praticamente tutti. Quindi, ripeto, meglio poco che nulla, ma pensare a 100 milioni di ristoro, uso questo termine, per chi non ha accettato la transazione
Secondo me bisogna puntare un po' più in alto, perché se vittime ci sono tutte, e non vanno solo delle griglie di distinzione tra chi ha bisogno e chi non ha bisogno, perché tutti sono stati truffati. Se io vorrei rifarmi oggi a dei dati che sono dati ufficiali, perché è il modo migliore, no? Se i periti che hanno depositato, se i periti hanno depositato perizie sul valore delle azioni, parliamo di banca con licenza, poi ce l'abbiamo su Metodo Banca, che forse vi posso essere anche un po' utile, saranno depositate delle perizie in cui individuano il valore delle azioni intorno a una griglia intorno ai 25 euro, mentre queste azioni sono state collocate, specialmente le ultime, gli ultimi documenti capitali, a 62,5 euro, vuol dire che sono tutti vittime quelli che hanno acquistato. Quindi le crisi si possono fare temporalmente, chi ha acquistato a un prezzo piuttosto che a un altro, ma è indubbio che sono stati truffati perché sono state vendute delle azioni a un prezzo 3 volte superiore a quello di vendizia. Questo termine truffati eravamo l'unici a usarlo a Vicenza, perché dire che qualcuno l'ha truffato ci può esporre a ulteriori denunce rispetto a quelle che abbiamo. Ma siccome siamo stati confortati da questo, dal vice ministro, dal sottosegretario Baretta, che ha detto truffa, e anche da Carlo Messina, che è un noto benefattore, che ha detto se sono stati truffati anche i 2000 ultra ottantenni, noi ci sentiamo legittimati a ripetere quello che da anni ripetiamo. I soci sono stati truffati, perlomeno gran parte dei soci, e va la legge, non vale più la legge 80-20, io sono ingegnere purtroppo, va la legge 97-3, nel senso che vuol dire che voi sapete, i crediti in sofferenza per il 97% fanno capo al 3% dei clienti. Cioè vuol dire che quei soldi lì, un collega giornalista scrisse, attenzione, quando scriviamo sui giornali sono spariti, sono svaniti X miliardi, stiamo dicendo una bugia, perché i soldi non spariscono, cambiano tasca. Quindi quei soldi hanno cambiato tasca. Se l'abbiamo cambiato in maniera lecita o illecita, noi possiamo segnalare dei fatti, ma ci dovrebbe essere degli organi preposti a valutarlo. Perché usi il condizionale? E qui questo possono essere. Il problema Banca Nuova Vicenza era noto dal 19 di dicembre 2000, perché il direttore generale di Banca Nuova di Vicenza, sbattendo la porta e dicendo non faccio più certe porcherie, sto cercando di semplificare, trasmise al CDA della Banca Nuova di Vicenza, che esisteva all'epoca, il presidente Zonin e gli allora membri del CDA, trasmise un rapporto in cui evidenziava tutto quello che in banca si faceva di sbagliato o di illecito. Questo rapporto finì automaticamente in mano non solo a tutti i CDA e a tutti i sindaci, il presidente della Consiglio, ma finì anche in Banca d'Italia. Grassano consegnò questo rapporto e si dimise. In Italia non è tipico di mettersi quando si prendono i soldi. Quindi la conoscenza dei fatti risale perlomeno documentalmente al 19 dicembre 2000 e noi abbiamo pubblicato il documento integrale, perché si pubblica il documento, poi le inchieste iniziali nascono nel 2001, Lannutti fa delle battaglie nel 2001, impugna l'archiviazione così, e poi si arriva ad oggi. Cosa è mancato o cosa succede nel frattempo? Succede che Banca Nuova di Vicenza instaura un sistema di relazioni molto efficace, molto professionale, questo termine che sta più proprio, ma quindi si riempie al suo interno. Chiaramente Gianni Zoini non sapeva niente di questa cosa qua, perché Gianni è l'antesignano di Scagliola, no? Con tutto il rispetto per Scagliola. Cioè si dota di uno staff in cui c'è come vicepresidente l'ex ragioniere generale dello Stato Monorchio, che anche lui non sapeva niente delle baciate, piccolo particolare, ne ha fatta lui uno da 20 milioni, e agli atti. L'amico Peri, che è un'azienda di cui era amministratore delegato, vicepresidente della Banca Nuova di Vicenza, Monorchio, ha avuto un finanziamento di 20 milioni, e agli atti, non lo sto inventando. Adesso i documenti sono pubblici in questo momento, no? È difficile leggere 1.100.000 pagine e costa anche 75.000 euro, no? Quindi questo è anche un altro Stato, altro che lo Stato della vigilanza, è uno Stato della conoscenza, poi dovrebbe essere pubblici quei documenti, e ha avuto un finanziamento da 20 milioni di euro e ha comprato 4 milioni di azioni contestualmente. Tra i grandi debitori verso la banca chi c'è oggi? L'amico Peri, cioè non solo sapeva, non solo l'ha fatta, ma quell'azienda lì non sta neanche restituendo il denaro. Questo vorrei che si pensasse. Mico Peri, Monorchio, era tra le 11 persone che sono state indagate. Non sto a dire strano che non abbia indagato i sindaci, strano che non abbia. Cioè se io ho una piccola società, io ho una società in cui c'è il collegio dei sindaci.
se indagano me come amministratore indagano automaticamente anche questi, che magari possono essere anche incolpevoli, indagano le società di revisione perché sono pagate per controllare, quindi indagano. A Vicenza, a Roma, in cui va a finire stranamente, e poi vi spiego perché, l'inchiesta su Verno Banca e Consoli, poi identifichiamo un po', io non dico che Zonin è colpevole, non dico che Consoli, sono chi rappresentava le aziende. L'inchiesta su Verno Banca va a finire a Roma con la giustificazione da Topolino, se conoscete Topolino, il giornale dei miei tempi, no? Che dice ma siccome il reato si è concretizzato a Vicenza perché gli ispettori di Banca d'Italia sono venuti a Vicenza a ritirare i documenti, mentre si è concretizzato a Roma per Veneto Banca perché quegli sciocchini hanno messo il francobollo, sono raccomandati e hanno spedito a Roma, per cui si è concretizzato a Roma. Sappiate che è speciosa questa distinzione, anche perché guarda caso, chiuso un filone di indagine su quello che riguarda Consoli, hanno trasmesso gli atti a Treviso perché continui, quindi non vorrei capire dov'è che si sta. Comunque, parte questa inchiesta, lo sta portando l'inchiesta su Veneto Banca, c'è la prima udienza il 24 di novembre, nel frattempo Consoli, che era il direttore generale, amministratore delegato, subisce sequestri. Non sto difendendo Consoli, ho scritto sto con Consoli, dicendo, sì, chiarisco, sto con Consoli, nel senso che scrivevo, se Zonin e Consoli sono colpevoli, vengono puniti in maniera equa sia a livello legale ma anche a livello mediatico, perché non c'è peggior condanna, io l'ho subita, di una condanna mediatica. Allora, su tutti i giornali nazionali, ho scritto chi sta a Roma, si è parlato, penso, 90 su 100 di Consoli e di Veneto Banca, e non si è parlato di Popolare di Vicenza, i giornali nazionali. Consoli ai quadri, Consoli all'aereo, non sono di persone di Consoli, sia ben chiaro perché... Allora io do qualche elemento per valutare dove sta la strategia. Allora, voi avete detto giustamente, siamo venuti a conoscenza all'improvviso di una messa in liquidazione coatta amministrativa che il Presidente Lorenzini ha tradotto in maniera più imprenditoriale, fallimento, no? Perché è un modo bello per dire fallimento. Siamo venuti a conoscenza d'amblè, su un termine un po' così, no? Quindi voi immaginate che queste cose succedono all'improvviso, perché all'improvviso si decide che due banche vengono messe in liquidazione, si decide che il valore di cessione delle parti attive di queste due banche è 50 centesimi per uno e 50 centesimi per l'altra. Oggi mi sono rotto l'inventatore del mio Mac, ho chiesto a mio figlio se me lo prestava, ha detto te lo affitto, dico quanto vuoi? €1. Non mi conviene perché €1 ci compravo due banche, quindi sto perdendo un po'. E l'atto notarile viene stilato alle 4:30 di notte. Allora, che ci possono essere degli studi, cioè che ci possa essere una concretizzazione improvvisa ci può stare, ma che se fosse un atto obbligato di corsa, no, perché un notaio non stila un atto. Se voi lo leggete l'abbiamo pubblicato perché è pubblico, è totalmente impreciso, è indeterminato. Se lo prendi in mano un legale lo fa annullare, perché non c'è la cotizzazione del dare avere, non ci sono tantissime cose dentro, per cui quell'atto lì è nullo in sé. Perché non c'è detto ti do questo e ricevi questo che vale tot, però siccome ti assumi certi rischi, questo tot di rischi equivalgono a quello che ti ricevi, in cui è €1, no? Quindi io penso che sia un legale, ma proprio un praticante legge quell'atto e dice questo è nullo in sé. In quell'atto ci sono anche la direzione corte amministrativa, c'è poi dopo nasce la nomina dei liquidatori. Io non so se il Presidente Lorenzini nella sua vita di imprenditore, ma soprattutto di Presidente, conosce casi in cui una società che va in fallimento, quindi non si mette in liquidazione, ma va in fallimento, nomini tra i commissari un ex amministratore, perché è abbastanza anomalo che sicuramente il dottor Fabrizio Rola è una persona degna e non vuol dire che sia indagato per ostacolo alla vigilanza, anche per Monte Paschi di Siena è stato concretizzato pochi giorni fa quest'altra accusa molto pregnante. Ripeto, io so cosa vuol dire essere indagato, perché mi hanno indagato, non riuscivo a farmi interrogare, mi sono fatto interrogare interrompendo i tempi della prescrizione, perché so cosa vuol dire questa cosa, quindi non vuol dire, quindi sono innocentista perché l'ho passato sulla mia pelle personalmente. Però noi abbiamo oggi come liquidatore delle due banche l'ex amministratore delegato di una e l'ex presidente del comitato strategico dell'altra. Se facciamo riferimento alla legge sulla nominabilità dei dirigenti bancari, non so quando questo possa essere, tra l'altro, oltre che con la legge, con l'amministratore non fa mai il
curatore, chiamiamolo così, no? Che può nascondere gli atti in buona fede, può avere il compito di nascondere atti che hanno fatto altri, no? E dobbiamo essere maliziosi a questo punto qui, no? La cosa è strana in sé, non si legge in piedi assolutamente, e non è, perché non è. Andiamo al disegno, all'improvviso, ma questo qui non è l'improvviso, perché noi abbiamo costruito questo libro qui, no? Che non è che non vi viene a comprarlo, ci abbiamo fatto 3 copie, perché abbiamo finito la prima edizione, poi 2 ristampe, poi la seconda edizione, non stampiamo più perché è troppo rischioso. Qui abbiamo fatto un'operazione di informazione, abbiamo detto, siccome Banca d'Italia dice, io sono andato a vedere, però non mi hanno nascosto i documenti quei cattivoni, lo stato della vigilanza. Siccome i giornali, soprattutto quelli locali, devo dire, quelli nazionali, varie cose le hanno scritte per tecnico, no? Hanno completamente, non solo hanno ignorato il problema, ma invitavano a comprare, l'abbiamo documentato. Noi che siamo un editore, siamo un piccolissimo editore indipendente perché non abbiamo fondi pubblici, non li chiediamo neanche, viviamo di quello che ci rimanda con le cause con gli avvocati, con le denunce che ci fanno, una di €1 milione da parte di Zonin. Abbiamo raccolto una parte degli articoli che hanno scritto. Questo è un libro noioso da leggere, è proprio un buon documento secondo me, perché raccoglie gli articoli che abbiamo scritto noi, non ha raccontato la storia dopo. Abbiamo raccolto i nostri articoli. Il primo articolo che denuncia il malaffare esistente in Banca Popolare di Firenze è del 13 agosto 2010. Quindi 2000 Grassano dice scappate. E poi nasce l'inchiesta, poi noi piccolini cominciamo a individuare i problemi il 13 agosto 2010 e andiamo avanti con queste storie, anche descrivendo i legami col territorio, perché non ci dimentichiamo che questi sono grossi legami col territorio che hanno condizionato, hanno azzerato un territorio ma hanno vissuto sulle complicità, sulle collusioni di un territorio. Questo bisogna dirlo, altrimenti un fenomeno del genere non passava tutto sconosciuto. Non vorrei interrompere, però ci lasciamo. Allora, andiamo su quella che abbiamo promesso. 2000 luglio 2013 si completa un'ispezione di Banca d'Italia in Mediobanca. Ispettore Manuela Barbagallo, noto personaggio. Questa ispezione termina con un giudizio parzialmente negativo. Parzialmente negativo vuol dire che è un bel voto in ambito bancario, no? Perché c'è il negativo, poi c'è il 6 meno, 7 meno, poi c'è il negativo, poi c'è il positivo. Nessuna banca mi risulta abbia un giudizio positivo, no? Quindi l'ispezione della vigilanza di Banca d'Italia a luglio 2013 dice parzialmente negativo, cioè va bene. L'ispezione riparte 7 giorni dopo con gli stessi ispettori e 3 mesi, e a novembre 2013 Banca d'Italia non solo comunica i CDA di Mediobanca, ma fa sapere al mondo intero, penso sia gratis in ambito bancario, no? Se fosse una quotata, che Mediobanca è morta, è defunta e deve assolutamente congiungersi con Popolare di Vicenza, che è una banca di elevato standing. Lo dice state vedendo che i documenti interni della Banca d'Italia decretavano ben altro anche sul Popolare di Vicenza. Questa è una promessa. Nel 2013 Mediobanca viene prima promossa e poi bocciata nell'arco di quelli tra gli stessi ispettori. Nasce una campagna mediatica in cui dicono scappano, molti soci e molti capitali già scappano a fine 2013. Questo sarà utile, penso, senatore. Nel 2014 BCE subentra a Banca d'Italia per i test, gli stress test e così via, perché dal 2014 vengono tolte delle competenze a Banca d'Italia e vengono assunti in capo alla BCE. Fa il primo stress test di 108, se non ricordo bene quante banche l'abbiamo scritto, quelle il cui attivo superava gli 8 miliardi, eccetera, eccetera, e così via. Cosa succede in Italia? Il 26 ottobre, ricordiamoci questa data, 26 ottobre 2014, quindi un anno dopo dell'uccisione mediatica di Mediobanca, stress test di BCE, che non è morbida con le banche italiane, no? Promuove Mediobanca, addirittura riconoscendo un attivo di 20 milioni e boccia Popolare di Vicenza. Popolare di Vicenza in una notte di domenica, in un pomeriggio, utilizzando anche la compiacenza, usiamo questo termine qui, non siamo registrati, noi non ho paura che mi chiedono 1 milione, 2 milioni di cambia poco, perché ci sono miliardi pure io, converte
un bond di 250 milioni e trucca i numeri, perché BCE dice promossa nella banca, che da un anno di massacro veniva fuori comunque promossa, e bocciata Popolare di Vicenza. Questo fa capire tante altre cose. E vi porto un ultimo documento, che i documenti sono importantissimi. E poi interrompo per ragionare. Allora, nel 2014 subentra la BCE, Banca d'Italia ufficialmente non aveva e non ha compiti. Anche oggi ci stiamo arrovellando per dire ma Banca d'Italia, Visco, Panetta, io ho scritto nominate chi vi pare, Visco, Panetta, Angeloni oppure l'ultimo ieri era con di Renzi, mi sfugge il nome, non avete capito, nominate uno qualunque, cacciate tutta la vigilanza, perché o sono incapaci o sono disonesti, non c'è scelta. Allora, questa è la foto di un verbale che sta agli atti di un consiglio di amministrazione di Veneto Banca. Consiglio di amministrazione del 28 agosto 2015. Tanto per ricollocare i problemi, quindi Veneto Banca pessima, Popolare di Vicenza ottima per Banca d'Italia. Veneto Banca promossa, nonostante i problemi di un anno di gestione in difficoltà, no? Attaccata, e Popolare di Vicenza bocciata, questo è il termine, bocciata. Banca d'Italia non ha più nessun potere su Veneto Banca, né su Banca d'Italia, né su... Il 28 agosto c'è un consiglio di della Veneto Banca in cui, poi se volete ci andiamo sul dettaglio, in cui viene fissato quel numero che noi avevamo pubblicato. Le baciate, è uno dei problemi di questo giocare con i numeri, le baciate che sono imputate a Popolare di Vicenza per 100 miliardi, 900 e passa milioni, le baciate imputate quando Veneto Banca si doveva fondere con la buona erano 157 milioni. E se io non entro, la massa amministrata era molto simile tra le due banche, numero di sportelli, massa amministrata, attivi, molto simile. C'era una contestazione di banca cattiva a una che aveva 157 milioni di baciate e di banca buona a una che ne aveva 1 miliardo. Questo ti fa capire un po' di cose. La banca obietta che non sono 130, sono 10, ma lasciamo i 157 milioni. Cosa gravissima. In questo consiglio di amministrazione, in cui la vigilanza della BCE, un consigliere fa mettere a verbale di essere stato chiamato a Roma da Barbagallo, Carmelo Barbagallo, che gli dice dovete trovare più baciate di quelle che vi abbiamo scritto. Sappiate che se non lo fate siete ogni giorno sotto controllo di Banca d'Italia. Allora io domando a Milone, a Girotto, perché vi faccio la domanda, poi lascio questo documento e ne lascio anche gli altri. A che titolo Barbagallo incontra un consigliere di amministrazione di Veneto Banca il 28 agosto 2015 e lo invita a essere proattivi, usa questo termine, sulla ricerca di più baciate di quelle poche che c'erano, di quelle che c'erano molto meno di poche, e perché dice anche attenzione che se non lo fate Banca d'Italia vi sta controllando. In base a cosa? Quindi questo è, ma di documenti come questi, se avessi il tempo, è impossibile, no? Le leggi su 1.100.000 pagine, l'inchiesta di Veneto Banca diciamo che essendo bilanci, bisogna sapere leggere i bilanci, nei bilanci c'è scritto tutto, già ricordiamo appunto, ho citato prima Ciglio, Parmalat, stesso Grillo, insomma, diceva ma come ha fatto a capire che stava fallendo Parmalat? Ho detto i bilanci, perché molte volte i bilanci vengono scritti, si può fare diciamo lecitamente, spostare soldi di qua di là, quindi vado a toccare i conti, quindi una banca che sta bene mi sta male, l'altra no. Parlava prima delle avvisaglie, insomma, abbiamo presentato a Roma con Jeep Carrelli qua di Vicenza, che è stata la prima ad aprire il fascicolo contro Zonin nel 2001, diciamo, un po' è stata strumentalizzata probabilmente la sua vicenda personale, si è fatto di tutto per affossare questa vicenda, che quindi si parla del 2001, siamo al 2017, quindi diciamo le avvisaglie c'erano già. Passo infine la parola al collega Gianni Girotto del Senato, che fa parte della commissione d'inchiesta sulle banche, che è partita finalmente, un po' in ritardo, perché volevamo farla partire forse anche prima dell'estate, così sarebbe stato un po' di tempo per organizzare i documenti. Poi avete visto chi è stato messo presidente, ma questo mi dirà meglio Gianni. Grazie. Sì, grazie e buonasera a tutti. Sono di Treviso,
50 anni e fino a 2 mesi fa operavo in commissione industria, commercio e turismo e mi sono specializzato nel settore dell'energia. Però io ho iniziato a seguire le banche 30 anni fa, quando avevo 20 anni, associandomi ad un'associazione di consumatori che da allora, sono rimasto sempre associato, da allora ogni bimestre arriva il suo giornale specializzato in materia, diciamo, economica, e sono 30 anni che almeno un articolo a ogni numero bimestrale ci sono delle segnalazioni molto precise su comportamenti delle banche che sono come minimo immorali, deprecabili e molte volte sono anche illegali. Quindi ho iniziato 30 anni fa a seguirle, ho scelto di, pur lavorando, di prendermi una laurea in giurisprudenza perché capii che per avere un minimo di difesa nel momento in cui tu leggi un contratto bancario, un contratto assicurativo, un contratto telefonico, devi avere come minimo una laurea in legge proprio per evitare le più grossolane fregature, non tutte, ma le più grossolane. E 16 anni fa sono diventato socio di un istituto che pratica la finanza etica, che è l'alternativa che abbiamo a disposizione invece alla finanza speculativa, e da 2 mesi appunto faccio parte della commissione di inchiesta banche sul sistema bancario. Allora, intanto chiariamoci subito, per essere estremamente precisi, siamo in guerra. Non è una guerra chiaramente fisica, non è una guerra che si combatte con le armi, è una guerra assolutamente economica, in cui ci sono effettivamente gruppi di potere che hanno un potere economico estremamente elevato e ovviamente fanno tutto il possibile per mantenerlo. Per farvene rendere conto vi ribadisco, vi ricordo cosa è successo prima che partisse la commissione d'inchiesta. Poche settimane prima, in un'intervista al direttore dell'ABI, Associazione Bancaria Italiana, appunto il direttore Patuelli mette in guardia noi commissari della commissione che deve indagare sulle banche. Quindi l'indagato mette in guardia noi indagatori, noi parlamentari, dicendo attenzione parlamentari, che c'è il segreto d'ufficio, state molto attenti che c'è il penale, se voi non rispettate il segreto d'ufficio sugli atti appunto segretati c'è il penale. Quindi l'imputato, l'indagato, che c'è, come si dice, la migliore difesa all'attacco, che ci attacca preventivamente dicendo state attenti parlamentari, se voi non rispettate il segreto d'ufficio c'è il penale. Alcuni di noi anzi molti di noi hanno protestato per questo attacco, forse l'ha capita, forse no, ha cambiato approccio perché a lavori in corso spedisce una lettera al presidente della commissione d'inchiesta, perché eravamo già partiti, era già stato nominato Casini presidente della commissione d'inchiesta. A quel punto dal direttore e dal presidente di ABI arriva una lettera che sostanzialmente dice: noi povere banche dovete darci una mano perché la BCE sta cambiando una serie di regole che danneggiano vieppiù le banche italiane, quindi per cortesia dateci una mano, ve la faccio molto stretta, cosa che per carità uno ha anche tutto il diritto di chiederla alla politica, ma non al presidente della commissione che deve indagare sulle banche. Lo chiederai al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera, al Ministro dell'Economia e Sviluppo, delle Finanze, a tutti i parlamentari. Invece lui indirizza quella lettera al Presidente della Commissione di inchiesta sul sistema bancario, il soggetto imputato che chiede aiuto, dateci una mano. Tutta una strategia per passare appunto dal lato del carnefice, passare al lato della vittima. E cosa fa il Presidente della Commissione di inchiesta sul sistema bancario, che era l'unico destinatario di questa lettera? Immediatamente, giro di pochi minuti, la manda a tutti e 40 i parlamentari, 20 deputati, 20 senatori, la gira questa lettera. Ma scusi Presidente, ma io che c'entro? Cioè, in qualità di commissario che deve indagare sul sistema bancario, perché mi manda una lettera in cui il sistema bancario chiede aiuto su una supposta misura peggiorativa da parte della BCE? Quindi capite quello che è il clima.
Allora, in questi ultimi anni li abbiamo elencati, non ve li leggo perché ci metterei troppo tempo, le dichiarazioni con cui i politici dichiarano il sistema bancario solido, il grado di solidità è adeguato, mai avuto bisogno di sostegno e aiuti, difficoltà temporanea, riconosciuta solidità del sistema bancario, Padoan, il sistema italiano è uno dei più affidabili. Questi negli anni tutta una serie di dichiarazioni dei politici, per carità, uno ha diritto di dire quello che vuole. Adesso, a commissione d'inchiesta avviata, il presidente della commissione, Casini, in una recentissima intervista dichiara, ma non al condizionale, non usando i verbi al condizionale, forse, si potrebbe, si ipotizza, no, dichiara, ti amo, è una dichiarazione, non è forse ti amo, dichiara, le banche hanno compiuto da anni gravissimi, numerosi e strutturati reati. Cioè lo dichiara, lo ripete più volte nel corso dell'intervista. E ripeto, non lo dice al condizionale, sembra che può darsi. No, lo dice. Ma, Presidente, lei è politica da 30 anni. Adesso mi viene a dire che le banche hanno fatto questo, senza neanche punti di domanda, proprio l'hanno fatto. E questa cosa, guardate, è riassunta dal procuratore capo di Milano. Noi abbiamo audito finora 4 procuratori, tra cui c'è il procuratore capo di Milano, il dottor Greco, che penso proprio sia uno dei massimi esperti, perché la procura di Milano sta seguendo da molti anni molte procedure interne bancarie, e il procuratore capo di Milano, con grande aplombo, con grande tranquillità, con grande professionalità, però di fronte a noi 40 parlamentari, lui era qui nel banco della presidenza e i 40 parlamentari sono lì come siete voi del pubblico, ha detto tutta una serie di cose che adesso cercherò di stringervi al massimo. Ha detto nessuno di voi è esente da responsabilità. Ribadisco con un tono molto tranquillo, proprio come se stessi dicendo andiamo a prenderci un caffè, molto professionale, assolutamente agnostico. Ha detto nessuno di voi è esente da responsabilità. La frase è talmente forte che io poi gli ho fatto una domanda, ho fatto finta di essere stupido e gli ho chiesto: scusi dottore, mi può spiegare meglio che cosa intende con questa affermazione nessuno di voi è esente da responsabilità? Ma la mia domanda era diluita tra una decina di altre domande, non ha risposto. Queste cose le trovate sul resoconto stenografico, attenzione, sono tutte nel resoconto stenografico, tutto ciò che facciamo in commissione ci sono resoconti stenografici, quindi vuol dire parola per parola. L'unica cosa di cui vi chiedo un attimo di fiducia è che finita la commissione, sono andato lì privatamente, finita la commissione, ho detto ma il procuratore, lei, perché volevo essere sicuro al 1000%, lei tendeva a dire che la politica ha fatto schifo in questi anni perché doveva congegnare leggi decisamente più efficaci e organismi di vigilanza migliori, eccetera, eccetera. E lui ha sbottato, ma certo che sì. D'altronde nella sua audizione l'ha detto, non abbiamo armi per combattere i reati bancari, non abbiamo armi, le pene sono troppo poco severe. Tante volte noi magistrati dobbiamo utilizzare un reato, diciamo così, collaterale, perché se utilizziamo un reato specifico ha una pena talmente insulsa, talmente leggera, che non vale neanche la pena perseguirlo. Allora utilizziamo un reato, diciamo così, di striscio, perché ha una pena maggiore. Lui ha detto chiaro e tondo, andrebbe aggiunto un capitolo al codice penale, un capitolo dedicato alle banche. Questo per dire che stiamo parlando dei segreti di Pulcinella. Stiamo parlando di cose ovvissime, cioè che non c'è la volontà politica di perseguire realmente il sistema bancario. Non c'è. Ma scusate, ma volete che io vi prenda in giro? Ma sono cose ovvissime. Il sistema bancario, il sistema politico e, perdonate Presidente, anche una parte del sistema industriale, una parte, perché in ogni cesto di mele ci sono quelle pagate, quelle marce, sono una cosa sola.
si coprono vicendevolmente. Ma scusate, noi adesso stiamo per ricevere, sono già presso la parte di finanza, 4.200 file. Un file potrebbe essere composto da una riga, potrebbe essere composto da 100 pagine, che la Banca d'Italia trasmette a noi dopo che c'è stato quel famigerato incontro informale tra Visco, Casini e Brunetta, che si sono incontrati nella sede della commissione ma in maniera informale, non era un ufficio di presidenza, altrimenti avremmo potuto castigarli per bene, e invece no, come se si fossero trovati al bar, nessuno ti impedisce di trovarti con chi vuoi. Però insomma hanno concordato l'invio di questa documentazione. Ma scusate una cosa, la documentazione, questi file li ha scelti Banca Italia, che è il soggetto indagato. Ma che documenti volete che trasmetta a noi commissari? Documenti in cui si autoaccusa? Cioè è come la classica interrogazione in cui esce l'allievo e il professore gli fa un argomento a piacere, quello che vuoi. Se hai studiato un minimo, dici una cosa, ti dà 6 meno e ti rimanda al posto. Cioè noi qui accettiamo, e qua dico, intendo la commissione ma intendo la maggioranza, che non siamo noi 5 Stelle, noi siamo in minoranza, siamo 5 su 40 e non abbiamo né la presidenza, né i 2 vicepresidenti, né i 2 segretari, quindi proprio noi nell'ufficio di presidenza non ci siamo, se non quando Casini, bontà sua, lo allarga ai capigruppo. Però in quel caso abbiamo un rappresentante su tutto l'ufficio di presidenza. Allora arrivano questi documenti scelti dalla Banca d'Italia. È chiaro che saranno documenti di cui risulterà la totale bontà di ciò che ha fatto Banca d'Italia. Ecco, un'altra informazione penso essenziale per molti di voi, anche soprattutto quelli che ci ascoltano a casa o che ci ascolteranno, è che per legge gli impiegati di Banca d'Italia, gli ispettori, tutti gli impiegati di Banca d'Italia, se nello svolgimento della loro attività professionale, appunto in Banca d'Italia, vengono a conoscenza di reati, ecco, loro hanno l'inversione della normalità, cioè loro hanno l'obbligo di non denunciare questi reati. Mentre un qualsiasi altro funzionario pubblico, se lo svolgimento della sua attività si imbatte in un reato, deve denunciarlo, gli impiegati di Banca d'Italia per legge non devono denunciarlo, o meglio, solamente al direttivo di Banca d'Italia, e sarà il direttivo di Banca d'Italia a decidere eventualmente cosa fare. Io sto cercando di darvi solo cose velocissime, semplicissime. Ecco, l'altra, sono miliardi di cose strutturali che non funzionano. Vi ricordo anche questo, la vigilanza interna delle banche. Ogni banca ha un suo organismo di vigilanza interna, ma questi organismi di vigilanza interna rispondono al consiglio di amministrazione che li ha nominati. Cioè io sono vigilante e mi hai nominato tu vigilato. Ma cosa volete che faccia? Allora qui siamo di fronte ad un'operazione che è iniziata negli anni 90, 92, 93, in cui ci fu la privatizzazione del sistema bancario, in cui mancò completamente la trasmissione mediatica al cittadino medio, che un sistema che fino a quel momento era pubblico, con tutti i vantaggi e svantaggi, diventava privato. E quindi le banche, che ancora oggi io vedo mia madre, mia zia, le persone di una certa età, che quando entrano in banca quasi si fanno la genuflessione, perché abbiamo questo atteggiamento noi di sudditanza mentale, sembra che entriamo nella banca, sembra che entriamo in un tempio religioso. No, bisognava comunicare che ritorno, attenzione, stai entrando in un'azienda normalissima, non facesse scarpe, vestiti, mobili,
può essere un'azienda sanissima, può essere un'azienda onestissima, può essere un'azienda bellissima, ma è un'azienda che pensa al suo reddito. E anzi, siccome vive sulle sottoscrizioni di capitali sociali degli azionisti e sui dividendi che dà agli azionisti per invogliarli a rimanere azionisti e anzi acquistare ancora più azioni, molto spesso, troppo spesso, meglio diciamo troppo spesso, fa carte false. E questo non lo dico io, lo dicono sempre i procuratori. Io vi invito a leggere i resoconti. Adesso ci sono anche i video, perché io ho chiesto a Casini per cortesia darci la diretta streaming con registrazione video, quindi ci sono questi video. Sono i procuratori, è sempre Greco che ci ha portato una tabellina con i reati, con le famiglie di reati. Quindi Casini che dice chiaro e tondo, le banche hanno fatto reati, moltissimi reati. Greco, in maniera molto più professionale e analitica, li suddivide in famiglie, ci racconta come li stia perseguendo pur non avendo i mezzi. E la politica che non si conforma. La politica che come sempre continua a menare il campo all'aria. Perché signori, la politica è solo una cosa, quella con la P minuscola. La politica è solo menare il campo all'aria. Far finta che si sta occupando del problema, dare l'impressione che ci si sta occupando del problema, dichiarazioni roboanti, quelle sì populiste, ma poi nei fatti che cosa hanno fatto? L'aumento di capitale sociale di Banca d'Italia, la riforma delle banche popolari, la riforma del credito cooperativo, con Renzi, con l'ex Presidente del Consiglio, che afferma che grande è bello, che le banche italiane erano troppo piccole, non va bene, è come quando si diceva no, le imprese italiane sono troppo piccole. Dopo è saltato fuori che era la nostra salvezza, che fossero piccole, elastiche, rapide ad assorbire i mutamenti. Beh, caro ex Presidente del Consiglio, grande e bello, la Deutsche Bank è considerata dal Fondo Monetario Internazionale come la banca a maggior rischio sistemico del mondo. La Deutsche Bank ha messo in procedura di licenziamento 30.000 persone, l'HSBC 25.000. Le grandi truffe sono state perpetrate dalle grandi banche, la truffa del Libor, la crisi del 2008 che stiamo ancora pagando è stata causata da grandi banche. Cosa ci vieni a raccontare che grande e bello? Il settimanale inglese, il sito inglese The Guardian, quindi The Guardian inglesi non penso siano comunisti, neanche estremisti di sinistra, scrive che le grandi banche hanno un'efficienza bassissima, proprio per la loro dimensione ciclopica, hanno un'efficienza bassissima. Quindi non voglio prendermi in giro, non c'è la volontà politica. Ma scusate, presidente di commissione, una persona simpaticissima, che però fa politica da 30 anni e adesso a commissione iniziata mi viene a dichiarare alle banche che hanno fatto le peggiori truffe. Ma di cosa stiamo parlando? È lo stesso che diceva dell'inutilità di questa commissione, quindi poi aggiungo solo un appunto. In commissione di inchiesta parlamentare c'è un po' di preoccupazione, è citato l'eletto che viene mandata, perché hanno lo stesso potere dei giudici, cioè hanno lo stesso potere ispettivo dei giudici, quindi sono completamente puliti, però hanno lo stesso potere, quindi possono accedere a documenti segretati, fare indagini e c'è effettivamente paura, e anche la paura di farla partire, perché tutto l'arco politico è più o meno coinvolto in vicende bancarie. E ci sono, poi spesso ce le dimentichiamo perché magari i giornali non le ricordano più, si parla adesso, questi giorni a parte è uscito adesso perché c'è stato qualche intervento in commissione, ma più o meno è tutto nascosto sotto un tappeto, e questo è un peccato. Non so se Gianni vuole aggiungere qualcosa, ma se ci sono domande o curiosità. Sono rapidissimo, sempre dichiarazioni del procuratore Greco, quindi non sto parlando io Girotto che sono l'ultimo arrivato, è sempre dichiarazioni del procuratore Greco.
le banche si sono dematerializzate, hanno perso capacità di valutazione del rischio ogni volta che fanno un affidamento, non è mai stata approvata una seria norma sul conflitto di interessi. Il primo punto nella campagna elettorale del PD del 2013 era la legge sul conflitto di interessi, mai approvate norme serie sul conflitto di interessi, lo dice il procuratore di Milano. E poi soprattutto la cosa che vi riguarda molti di voi, con il bail-in si salva la mala gestione degli amministratori privati, di banche private, con i soldi dei risparmiatori. Questa, ribadisco, è una dichiarazione di Greco che io ovviamente sottoscrivo, però è di procuratore capo. Con il bail-in si salva la mala gestione degli amministratori con i soldi dei risparmiatori. Greco, Orsi, che confermano che le due Venete erano gestite in maniera padronale da pochissimi soggetti, tanto è vero che Cappelleri sta indagando su 6-7 persone perché le altre non agivano, e fra l'altro lo stesso Cappelleri che dice troppe volte nei CDA sono presenti persone che sono lì in rappresentanza politica di interessi consolidati, ma non sono tecnici bancari, non sono del settore bancario, sono messi lì. Tra l'altro sempre Greco, ribadisco, leggetevi il resoconto, attacca, denuncia le fondazioni bancarie che per troppi anni hanno avuto troppo potere e anche in questo caso erano in presa diretta con la politica. Quindi è chiaro che il quadro è assolutamente negativo. Adesso dal basso dobbiamo continuare e non stancarci mai, perché la politica, oltre che essere il menare caperlaia, è anche affidarsi allo sfinimento della popolazione. Questa è la più grossa arma che ha la politica, il famoso muro di gomma. Tu vai, provi, riprovi, alla fine ti sfinisci. Attenzione, questa è la rassegnazione, è ciò su cui tutta la politica, con la P minuscola, conta. Dall'altro ovviamente noi come 5 Stelle abbiamo depositato esposti, abbiamo denunciato, abbiamo fatto interrogazioni, siamo scesi in piazza tutte le volte con le associazioni, stiamo continuando a battagliare. Se un domani fossimo mai in posizione di decidere, abbiamo già pronta tutta una serie di proposte. C'è una proposta di legge dei colleghi di Emanuele Villarosa, Pesco e altri, con separazione banche d'affari tra banche commerciali, cose che se chiedete a tutti i politici da anni ripetono sì, va fatta. Hai vista mai? No. Con la riforma del sistema di vigilanza, cosa che ha chiesto anche il procuratore Greco, il sistema di vigilanza va riformato, deve essere chiaro chi fa che cosa, ci sono troppi conflitti, troppe interposizioni tra IVAS, tra Consob, tra Banca d'Italia, adesso ci si è messa anche la BCE, quindi una complicazione in più, tra l'Agicom, come sempre, altra cosa della politica, mescolare, intorbidire le acque, perché più le acque sono torbide e naturalmente più è difficile individuare le responsabilità. Noi adesso in commissione stiamo provando a fare il possibile. Io chiedo pubblicamente l'aiuto di tutte le persone che stanno seguendo da tempo la vicenda, perché i numeri, la vastità è enorme, 1.200.000 pagine solo il fascicolo della Procura di Vicenza, e quindi ci proveremo. Voi come cittadini sapete che non dovete assolutamente stancarvi mai di chiedere ai vostri referenti politici qual è la situazione e cosa stanno facendo per risolvere. Mi dà 30 secondi per aggiungere una cosa per le domande? Grazie Gianni, se è veloce sì, se no poi passiamo alle domande. Grazie alla richiesta loro, i video sono disponibili, noi abbiamo pubblicato sul nostro sito jazz.com tutta l'audizione di Cappelleri. Io vi invito ad andare ad ascoltare, perché sarei un po' meno buonista dello stesso Girotto su quello che ha dichiarato, magari confrontato con qualche intervista. Prima cosa. Seconda cosa, lei ha citato prima che per legge un dipendente della Banca d'Italia non può far denunciare eventuali illeciti se non... Lei sa chi sono i CTU nominati dalla Procura di Roma quando Banca d'Italia sottopone alla Procura dei casi da esaminare? Allora, per convenzione, non per convenzione, per una convenzione firmata,
quando Banca d'Italia porta un dossier in cui accusa qualche banca, utilizzando Roma come procura, per indagare su reati, i CTU che la Procura di Roma è tenuta a nominare sono dirigenti di Banca d'Italia, perché c'è una convenzione che regola i rapporti, quindi l'accusatore dà alla Procura che sceglie come perito, ultimo dato e ho finito, tutto lecito, un documento consul squadra certificata che offre di portarli, tutto lecito perché sono dichiarati questi dati, ma basta avere un documento della Consob, c'è l'elenco degli affidamenti che i membri del Consiglio di amministrazione avevano, i sindaci avevano in banca di Vicenza, tutti dichiarati, quindi non dico che sia illecito in sé, ma soltanto per dare una misura. Allora, i consigli di amministrazione avevano in totale 176 milioni di affidamenti diretti o controllati o comunque aziende a cui avevano incarichi. Brilla su questi 176 milioni, Monocchio per 122 milioni. I membri del collegio sindacale erano in società in cui avevano ruoli, avevano, chiedo scusa, 109 milioni. Un sindaco supplente, noto professionista di Vicenza, oggi lo esimiamo di nominarlo, aveva 128 milioni. Sicuramente questi finanziamenti erano leciti, sicuramente erano dati rispettando le norme bancarie e tutte, c'è molto fido per cassa comunque, però che rappresentassero aziende o fossero sindaci, lo lascio così, di 700 milioni complessivamente chi dirigeva la banca e rappresentava o era affidato per 700 milioni, non è il massimo per una popolare. È un esempio di quello che è il conflitto di interesse. È stata fatta solo una legge sul conflitto di interesse solo per i membri del governo, questo è quello il massimo che è riuscito a appartenere questo Parlamento.